come che ti magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, base della natura e ricette da imparare. Oh, signori e signori, eccoci qua, questa nuova puntata di Gondola. Vediamo cosa ha in serbo per noi Leo. Leo? Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cosa sono in veneziano i sgaretoi. Dai canaglia, tocca a te. Allora, cosa sono i sgaretoi? Il contributo di Raise, poi il contributo di El Fontego. Cari spettatori, vediamo cosa ha da suggerirci il proverbio di oggi. Ischei, nogae gambe, mai core. Cioè, i soldi, pur non essendo dotati di arti, hanno una altissima facilità per lasciare le nostre tasche. Per oggi è tutto. Dopo Raise abbiamo il contributo di El Fontego, un contributo molto movimentato oggi, grazie all'associazione Overdream. Come nasce l'esperienza di Overdream? Overdream nasce con l'intento di creare all'interno del territorio mestrino una situazione culturale e di crescita per i giovani all'interno dell'ambito artistico. A proposito di questo è stato creato un primo musical nel 2008 che ha fatto sì nascesse veramente la realtà di Overdream. Qual è la caratteristica della proposta di Overdream? Allora, l'associazione sportiva dilettantistica culturale Overdream organizza corsi di disco dance, hip hop, break dance e modern jazz, nonché ha una parte a Venezia che organizza dei corsi di danze storiche. Ma la primaria e diciamo preponderante attività dell'associazione è anche il musical, ossia gli spettacoli musicali che vengono realizzati dalla compagnia, da quella che chiamiamo la compagnia ma che ancora si sta formando, che sono degli spettacoli musicali creati e realizzati dai ragazzi, a volte anche assieme a dei professionisti che si prestano a dare la loro opera per poter appunto riuscire a realizzare queste performance. L'associazione inoltre fa le competizioni a livello nazionale, essendo iscritta alla Federazione Italiana Danza Sportiva e al CONI, quindi. Dove possiamo trovare le notizie e la programmazione per Overdream. Le notizie si trovano soprattutto sulla nostra pagina Facebook dell'associazione appunto Overdream e poi anche sulla mia pagina personale e chiaramente dove ci sono tutti i nostri numeri ai quali ci si può rivolgere per le diverse varie attività. Bene, per oggi è tutto. La parola a Leo. Allora, vi avevo chiesto cos'erano in veneziano i sgaretoi. I sgaretoi sono la parte bassa delle gambe. Ciao ciao! Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, che non sia a storia del Fiorentino. Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga. Divo che ti accanta o gusto che ti adiga.